Aquila Trento Telve. Gli aquiloti sono al primo match point per vincere il campionato. Se il Telve cade a Trento, per i padroni di casa arriverà la vittoria del titolo. Attenzione però ai gialloverdi, in netta ripresa. Calisio Civezzano. Le due formazioni sono ancora in gioco per i rispettivi obiettivi. I grigiorossi devono vincere per sperare ancora di evitare la retrocessione. Il Civezzano vuole farlo per non andare ai play-out, match che può pesare molto sul campionato. Dolomitica Calceranica. I gialloverdi stanno vivendo un incubo. Il Calceranica ora deve difendere la seconda posizione contesa dal Fiemme, ma bisogna battere la Dolomitica in cerca della matematica salvezza diretta. La Rovere Gardolo. I padroni di casa già retrocessi ospitano i gialloblu in fase calante, che sperano ancora nella seconda posizione, ma che per farlo sono obbligati a vincere questa domenica. Lona Lases Verla. Scontro diretto tra le due squadre a 22 punti, con il Lona per ora condannato ai play-out. Chi vince può mettere una bella ipoteca sulla salvezza diretta. Sicuramente i giocatori scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Mattarello Fassa. Gli ospiti si sono ripresi in questo finale di campionato e puntano a dare continuità alla propria marcia, sperando ancora nei playoff. I rossoneri non hanno obiettivi, ma nella scorsa giornata hanno regalato un dispiacere al Gardolo. Battaro Fiemme Casse Rurali. Con 6 vittorie nelle ultime 7 partite il Fiemme è salito al secondo posto e ora è in lotta per i playoff, sperando in un passo falso del Calceranica. Il Battaro però necessita di punti per evitare i play-out.